Penultima partita del torneo promoto HP, tra pochi secondi Under 17, zona 5 e zona 1, un promoto Under 17 già vinto dalla zona 4, ci sarà la decisione per arrivare nei primi posti del torneo. Tra pochi secondi zona 5 contro zona 1, zona 5 che schiera il numero 3 Juan Daniel Barile, numero 19 Emilio Malandrino, numero 4 Gabriele Miranda, numero 18 Andrea Agnola Melone, numero 17 Alessandro Zaccaro, numero 5 Matteo Vicinanza, numero 16 Francesco 40, numero 7 Michele De Bari, numero 10 Domenico Iacovone, l'allenatore Berniero Gallotta. Zona 1 allenata da Massimo Olivieri, si era numero 1 Jacopo Enrico Mascherpa, numero 2 Leonardo Boggiani, numero 3 Marco Gariboldi, numero 4 Davide Martelli, numero 5 Giovanni Maria Monticelli, numero 6 Pablo Massimo Grassi, numero 7 Matteo Orsi, numero 8 Giuseppe Olivieri, il capitano Alessio Civa e il portiere numero 10 è Luca Borgonovo. Il direttore di gara Matteo Galoppi di Follonica. A seguire tra circa un'ora e mezza zona 4 contro zona 1 Under 13, l'ultima partita del torneo deciderà anche la competizione Under 13, mentre è già decisa Under 15 e Under 17, con la vittoria della zona 4 come nei pronostici. Non c'è Pacciello tra i pali, ma vedo che è rimasto Pontrelli dall'Under 15, non c'è nel referto ma lo vedo qui da lontano. Tre gli elementi dell'Under 15 a zona 5, Vicinanza 40 e De Bari. Invece la squadra del giovane Beppe Olivieri schiera, Massimo Olivieri schiera il fratello Giuseppe, il numero 9, che è il Capitan Civa, Monticelli, e poi, se non erro, Matteo Orsi. Tra i pali il numero 10 Luca Borgonovo, il Brianzolo. Tutto pronto agli ultimi abbracci, siamo leggermente in ritardo. Ora vediamo se tutto è pronto per l'inizio del match. Questo ultimo match Under 17. No, c'è Davide Martelli al posto di Matteo Orsi, il vercellese. Dalla parte della zona 5 Barile Miranda, quindi Malandrino, Agnello, Melone. Questi sono i giocatori in pista. Iacovone tra i pali della zona 5. «20 minuti più 20 il tempo di gioco della Under 17, primo fallo di squadra di Agnola Melone, dopo 4 secondi. Nella formazione della zona 5 a 0 punti, è stata sconfitta 25-0 dalla zona 4, è stata sconfitta 9-0 dalla zona 3. Le due partite giocate, mentre la zona 1 ha vinto 2-1 contro la zona 3, ha perso contro la zona 4 7-3 e qui si è pronta per arrivare al secondo posto del girone. Olivieri per Monticelli per Civa, formazione rossonera con Malandrino, lotta, intanto c'è Miranda, ha colpito con il bastone, si accascia a terra il giocatore numero 4 dell'Eboli. Tanto Olivieri, gol 1-18.
Beppe Olivieri al gol, il giocatore del Monza, classe 2007, 55 gol in under 17, 16 anni. Monza si è classificato sesto alle finali nazionali dietro le toscane e vicentine, settimo il Lodi e l'Eboli, decimo, unica partecipante del campionato under 17 in zona 5. Monticelli per Martelli, bello l'assist, meno la conclusione. Monticelli recupera la pallina con l'aiuto di Olivieri, ancora Civa per Martelli, Giacovone neutralizza all'1:47, già 1-0 per la zona 1. Monticelli, poi Civa, è stata schiacciata che non trova la capitalizzazione. Ignola Melone con Miranda, uno dei più attivi Miranda in questo torneo per la zona 5, è piuttosto difficoltosa proprio per l'atavico problema di non giocare partite con i pari età rispetto alle altre zone. Monticelli, Martelli disturbato da Miranda, alla meglio il numero 4 di Eboli, molto veloce ma perde la pallina, arriva a sostegno Malandrino, arriva anche Barile, il barese, si gira bene Giovinazzese ma recupera la pallina su Monticelli, serve esternamente Malandrino, poi ignora Melone, tiro diagonale, in qualche modo Miranda addosso a due giocatori della zona 1, prende anche il fallo, il primo. Miranda per Malandrino, contrattacco di Olivieri, autore del gol di 1-0 con Olivieri, il gol 2:54, ancora Olivieri a segnare il 2-0 parziale della formazione nata da Massimo Olivieri. Rivediamo qui l'attenta regia, vede la ripartenza e il contrattacco di Olivieri che realizza il 2-0 dopo 3 minuti. Monticelli tutto da solo, gol 3-0-7. La rete di Monticelli, si è involato in area il fantasista lodigiano, il 3-0, partita già che prende una strada ben precisa dopo solo 3 minuti e 07. Miranda per Barile, Miranda contro Martelli, Barile raccoglie la pallina dopo il passaggio alla balaustra, recupera ancora il numero 5 Lombardo, Monticelli recupera la zona 5, tiro di Miranda, impatta sul portiere Borgonovo, il Brianzolo. Monticelli serve al centro, Martelli, il Vercellese non riesce a deviare. Cazzo 2007, quindi gol per il piemontese. Miranda ancora il numero 4 che non trova il gol nonostante fosse libero in area. Prova ora la Melona che entra in porta sull'assist filtrante di Miranda da parte Olivieri per Martelli, pallina che esce sulla parte esterna della porta, il numero 4 piemontese Olivieri per Martelli, ancora lui, niente da fare, Giacovone devia con il gambale sinistro. Monticelli, serve Pirali Civa, il capitano del Cremona del più 010,
ora Piale bello, slalom, gran gol, gol del giocatore cremonese, il 4-0. Vediamo qui il replay, grande slalom, due difensori, arriva poi il tiro in controtempo che sorprende il Jacobone, il 4-0 della zona 1. Olivieri, tiro di Olivieri, para Jacobone con il gambale di richiamo. Ora Pirali ci va al centro ma spazza via il numero 17 Alessandro Zaccaro, giocatore della Ronald Matera, classe 2007. In pista anche il numero 4 Gabriele Miranda dell'Eboli. Ora Martelli, ma raga, ha scivolato Gnola Melona nell'area, nella propria area. Siamo a 6-13, 4-0 per la zona 1. Miranda non trova il passaggio a Gnola Melone, deve correre Malandrino, il capitano di quest'oggi della zona 5, recupera la sfera proprio lui, dopo che Martelli aveva cercato di rubargliela. Monticelli non trova Martelli, fare di squadra sono 1-1. (6:50). Ora Monticelli per Alessio Piraliciva, non trova il passaggio di ritorno al collega Monticelli. Ci va nessun time out per ora richiesto dai due allenatori. Scadono i secondi in fase difensiva per la zona 1. Può ripartire la zona 5 con Miranda per Malandrino, tiro di Malandrino. Ora ci prova ancora la formazione di Massimo Olivieri, riparte zona 5 ma sbaglia il passaggio, un attaccante della zona 5. Time out per Monticelli, arriva Olivieri sulla sinistra, ancora Monticelli, movimento di Olivieri, sposta la difesa avversaria, Monticelli non trova il gol. Ora Monticelli che ha doppia velocità rispetto al resto della formazione avversaria, ancora l'Odigiano abbracciato da Gnola Melone, perde la bastone il portiere ma Gnola Melone riesce a ristabilire, ridargli il bastone perso. Ancora c'è la riceva, bellissimo gol di Civa, il controtempo ancora con lo stesso gol uguale al 4-0, segna il 5-0 la zona 1 e al 13 all'8:54 il primo time out richiesto alla zona 5.
Dato di 5-0 quasi a metà del primo tempo con questa vittoria. La zona 3 sarebbe sorpassata la zona 1 Lombardia-Piemonte, che concluderebbe a 6 punti al secondo posto, dietro la zona 3 Emilia-Marche. Terzo posto per l'Emilia-Marche sia in 17, under 15 e under 13. Vicinanza, intanto anche Matteo Vicinanza e Michele De Bari, ha giocato in under 15 proprio contro la zona 1. 40 dentro il passaggio filtrante per il Giovinazese che recupera la pallina. De Bari cerca la Melone, pallina che entra in area ma viene fermata regolarmente col pattino dal giocatore avversario, quindi sarà il rigore. Quindi Gnola Melone contro Luca Borgonovo. Gnola Melone para Borgonovo al 9:25, rimane con il risultato sempre 0-5. Tanto la temperatura è molto aumentata qui al Casamora, siamo intorno ai 34 gradi, una discreta aria ma riservata quest'area solo a chi è fuori dal palazzetto e non è dentro a una specie di gabbiotto con una temperatura percepita intorno ai 40. Contrattacco ora per Civa, ma Iacovone devia. Si scollina la prima parte della partita, primo quarto. Lotta tra numeri 7, tra De Bari e Orsi, di Lodigiano Matteo Orsi. Entrato in pista c'è anche Grassi, il numero 6, Pablo Massimo Grassi. In pista anche Leonardo Boggiani, il cremonese, e anche il numero 3, Gariboldi, quindi tutti in pista in questa seconda parte di primo tempo. Boggiani è un cremonese dalla Pieve 010, Gariboldi è il Brianzola, ha giocato anche in A1 in qualche partita nelle ultime partite di Serie 1. Proprio Grassi invece gioca nel Lodi in Serie B, 44 gol in categoria, e Matteo Orsi ancora lodigiano, 22 gol categoria classi 2007, tutti classi 2007 tra Gariboldi, Boggiani e Mascherpa, secondo portiere 2008. Una formazione guidata dal giovane Massimo Olivieri con 4 giocatori del Lodi, 3 del Monza, 2 del Cremona e 1 del Vercelli. Grassi per Orsi. C'è il contrattacco di Gabriele Miranda contro Borgonovo, Miranda, gol! Gol! All'11:33 Miranda segna il gol, il primo gol, sì, è il primo gol di tutto il torneo, 17, e lo segna Gabriele Miranda, e così veramente corona un ottimo torneo, ovviamente proporzionato ai problemi tecnico-tattici della propria squadra, però insomma è riuscito a segnare il primo gol nel 17. In tutte le squadre hanno segnato un gol, non è così scontato questa statistica. 3 file di squadra per ambedue le formazioni. De Bari,
in centro all'area c'è il numero 16 Francesco 40, quindi sono 3 giocatori dell'Under 15 ora in pista più Gabriele Miranda. Sicuramente questo è il futuro dell'Under 17 del prossimo anno della zona 5, che comunque fa ben sperare, ovviamente con qualche miglioramento a livello tecnico-tattico può ancora migliorare questa formazione che ora rappresenta i giocatori più giovani in categoria inferiore, per dire Miranda ha 14 anni anche per 40, 13 per Matteo Vicinanza, insomma qui hanno tutti 15 anni, 14-15 anni, anche 16, quindi insomma può solo che migliorare la zona 5 nei prossimi mesi e annate. Speriamo di vedere anche un campionato degno di nota in zona 5, anche se ci sono 3 squadre, ma insomma una quadrupla andata e ritorno, ma fateli giocare questi ragazzi perché francamente ne hanno bisogno, hanno voglia. La zona 5 voglia di giocare si vede. Andiamo sulla sinistra, intravediamo la zona 5 con Gallotta, è stato di 5-1, siamo al 11-12. La zona 1 che, giusto parlarne, la scorsa stagione a Correggio è arrivata quinta in Under 17, è arrivata quarta in Under 15 e quinta in Under 13, e quindi ha migliorato il suo score. Vicinanza contro Orsi, meglio il numero 7 Lodigiano. Tiro di Orsi e il gol 12-55 di Orsi, segna il 6-1. Al 12-55. Momento Lombardia, Piemonte ha fatto un bel salto, ovviamente anche tutti i lavori erano un po' preoccupati di questa stagione, ma arriviamo dal Covid, quindi hanno giocato poco, soprattutto le zone del nord-ovest hanno giocato veramente poco con i palazzetti chiusi, e invece in un anno la zona 1 ha avuto veramente uno scatto di qualità, quello che auspichiamo alla zona 5 nei prossimi mesi e anni. Insomma, dal quinto posto Under 17 a giocarsi il secondo posto, insomma, anche senza la zona 2 comunque è un risultato ragguardevole. E parliamo anche della zona 5, zona 4, scusate, dell'Under 15 zona 1 è arrivata quarta con questa squadra, se non erro, però comunque quest'anno è arrivata seconda su 4 squadre, ma comunque sempre meglio della scorsa stagione. In Under 13 dall'ultimo posto e solo i 2 gol segnati nell'Under 13, quest'anno è arrivata al terzo posto con 9 gol segnati e 4 subiti, e poi c'è l'ultima partita contro la zona 4. Comunque da lustro ovviamente la zona 1 rispetto a quello che avevamo visto nella prima parte della scorsa stagione a Correggio, nell'atto finale della 2021-2022. Ovviamente un passo indietro l'ha fatta la zona 3, anche se da notare che c'erano diverse assenze a livello di club, quindi passo indietro per la zona 3, passo avanti per la zona 1. La zona 5 è rimasta lì, attenzione alla vicinanza, gol di Matteo Vicinanza sul passaggio di Michele De Bari. Ancora la formazione Under 15, il 3-4 segnano il secondo gol al 14-31. In zona 5 ovviamente bisogna togliere quella formazione del 17 che ha fatto molto bene la scorsa stagione, il 17 che poi ha anche, insomma, ha centrato anche, mi sembra, un paio di giocatori alla nazionale under 17
nell'europeo che si è giocato al 2022 con la Maria e De Bari. Sicuramente hanno fatto la differenza in quel torneo Under 17 un anno fa a Correggio, per quello che fa ben sperare, insomma, questa Under 15 che si è classificata al terzo posto con 4 punti, 10 gol fatti, 11 segnati. Non c'è il cartellino blu al giocatore Miranda. Mi siamo persi in chiacchiere, ma infatti parlano di un tiro diretto 14,48 del numero 6 Paolo Massimo Ferrari e Grassi, scusate, para 2 volte Iacovone neutralizzando questo tiro diretto, ma ci sarà la superiorità numerica per la zona 1. Vediamo come si comporterà la squadra di Olivieri. (40 per De Bari). Arriva a 40 dietro porta, si sposta dalla porta del portiere della zona 5. Sbaglia però il Gariboldi il possesso. Bornovo neutralizza il compagno di squadra di club. Grassi per Orsi, ancora Orsi, para Iacovone ancora. 6-2 risultato, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Intercetta Matteo Vicinanza contro Gariboldi, al meglio la zona 1, però recupera la pallina 40, rovescio deviato dal difensore avversario. C'è il time out richiesto dalla zona 5, siamo al 16:13 nel primo tempo. Torno in pista per l'ultima parte del primo tempo, ultimi 3 minuti, è stato di 6-2 a favore della zona 1. Tiro di Grassi, ha salvato almeno 3 volte il dodigiano. Tiro di Orsi, c'è anche Boggiani insieme a Gariboldi e Grassi. Tra Numonetta, è entrato Barile, è finito la inferiorità, è entrato di nuovo, anzi no, è entrato il numero 17 Zaccaro, fare di squadra numero 4 per la zona 1, 3 per la zona 5. Ci prova ancora la zona 1 con Grassi, pallina che esce perché della porta.
Orsi contro Ignora Melone. Orsi al centro, Grassi non riesce a capitalizzare. Ignora Melone contro Boggiani. Grassi dietro porta. La pallina Boggiani, poi Grassi, tiro, alza e schiaccia il giovane giocatore lodigiano. Minuti alla fine del primo tempo, numero 7 serve al centro Grassi, che aveva a sua volta di prima intenzione servito il numero 2 Boggiani. Recupera Gariboldi, che impatta ancora sull'attento Iacovone, ancora Orsi ma ancora Iacovone. Ultimi 90 secondi del match con Grassi. Ora Grassi, c'è libero Orsi. Grassi diagonale senza pretese. Orsi, altra parata di Iacovone. Rimane lì, Boggiani non riesce a segnare. Via Barile, il pugliese si gira, serve Malandrino. Ultimi 60 secondi. Grassi, ora lui sulla destra, il lodigiano si invola, riesce a servire compagno, serve Ignola Melone per il numero 4 Miranda, anzi Zaccaro, era il numero 17, dato d'altra parte Gariboldi per Grassi, ma trova un attentissimo Ignola Melone a dire di no. Ancora Grassi, molto attivo in questa ultima fase di gioco, ma non riesce a segnare. Boggiani, bello, anzi Gariboldi, tentativo che non va a segno. Finisce qui il primo tempo, risultato di 2-6. Pochi secondi alla fine, a segno per la zona 1. 2 gol Civa, 2 gol Olivieri, un gol di Orsi e un gol di Monticelli per la zona 1. State 5, vicinanza Matteo e Gabriele Miranda. 2-6 il risultato del primo tempo, 6 minuti e poi ritorniamo in diretta qui dalla Casamora per questa penultima giornata, l'ultima partita dell'ultima giornata del torneo Promoto HP di hockey su pista, la Castione della Pescara. Dopo in caso se arrivo in ritardo la prossima, tu inizia, dopo entro, questione di 5 minuti, sto traffico, è un casino, e sono 7 minuti andare, 7 minuti tornare. Quindi porti la famiglia? No, vado a prendere la famiglia a Rocchette, la porto qua, dopo la piazza qua. Io parto poi. Se te parti in caso di ritardo, in teoria no, però sai. Tanto c'ho sottofondo. Perché? C'ho sottofondo comunque del casino. Senti, me la devi mandare. Sta bene, se commentassi da qua starei bene.
del microfono qua. Non mi va di schiena, faccio poi la scorsa corrigere era nettamente peggio, Io non c'è aria, io non c'era un filo d'aria. Lì da mangiare c'era panini o erbazzone, almeno qui c'era. Andiamo qui il calendario, torniamo in diretta alle 15:45, l'ultima partita Under 13 decisiva per l'assegnazione del trofeo Under 13, mentre Under 17 e Under 15 sono stati già vinti dalla zona 4. Risultato di 2-6 nel primo tempo, 2 gol della zona 5 firmati da Matteo Vicinanza e Gabriele Miranda, mentre per la zona 1 a segno Monticelli e Orsi
2 gol per Olivieri e Alessio Civa. Secondo tempo che inizia un risultato ben consolidato della formazione di Massimo Olivieri. Il direttore di gara Matteo Galoppi è venuto a fischiare l'inizio della ripresa fra di squadra 3 contro 4. Barile, Miranda, Vicinanza e De Bari per l'Under 17, zona 5. Dall'altra parte è entrato il portiere numero 1 Jacopo Enrico Mascherpa del Lodi, con Gariboldi, il Brianzolo, Orsi l'altro lodigiano, i 2 Buggiani, il giocatore della Pieve del 2010, e poi c'è anche Pablo Grassi, il lodigiano, cercato più volte il gol personale. Forse per Boggiani, la formazione nella zona 1. Fino adesso ha segnato 2 gol Orsi, 1 Civa, 1 Monticello, 1 Olivieri. Con i gol di oggi ovviamente tutti aumentano il loro ruolino. Invece primi gol in categoria per Miranda e Vicinanza, i primi gol anche della squadra della zona 5. Miranda contro Orsi, c'è il fallo. Uno e 15, quinto fallo di squadra per la zona 1. Ci prova la formazione della zona 1 con Orsi, ora lodigiano Orsi. Servire Gariboldi, si gira bene ma impatta su Iacovone, confermato tra i pali. De Bari per Miranda, però Miranda non è meglio, però ancora Orsi per Grassi, che non riesce a realizzare il gol al secondo minuto di gioco. Recupera Gariboldi, c'è libero Boggiani che non riesce a concludere, era poi stato in posizione sfavorevole rispetto al passaggio del Brianzolo. Si prova Grassi, 1 contro 1, supera però ancora il numero 10 Iacovone. Grassi per Orsi, non riesce a deviare l'Odigiano. Orsi per Grassi, ora lo scambio tra i 2 giocatori, ma Barile e poi Miranda in più momento riescono a neutralizzare. Ora 1 contro 1 con Grassi che ancora non riesce a inquadrare il specchio della porta, impatta su Miranda, ancora l'Odigiano, Vicinanza recupera la pallina, poi serve Miranda nel quarto minuto. Esce il numero 3, ora è il palo di Gariboldi, Monzese. Esce De Bari, entra Gnola Melone.
Ci prova ancora la formazione di Baniero Gallotta con il numero 5. Ora il Matteo Vicinanza che esce dalla fase d'attacco, serve esternamente Niola Melone, ancora i due si trovano, però il numero 5 non riesce a deviare in rete. Al quinto minuto, sempre risultato fermo 6-2, il risultato del primo tempo. Niola Melone contro Orsi, spazza Iacovone. Orsi impatta su Miranda, Boggiani per Grassi, disturbato Grassi da Melone. Niola Melone, giocatore dell'Eboli. Come la maggior parte sono 6 giocatori dell'Eboli, 4 Rolle Matera, 1 di Giovinazzo, 2 di Giovinazzo, De Bari e Barile. Recupera l'attento Miranda, è stato espulso nel primo tempo per un gancio all'avversario. Tiro di Gariboldi, si perde in balaustra. Altro cambio, esce Vicinanza, entra Malandrino, altro giocatore dell'Eboli, gioca anche lui in Serie B come la maggior parte dei giocatori qui rappresentati, l'Under 17 zona 5. Grassi, poi fuori per Boggiani, Siluro parato da Iacovone. Fallo di squadra è proprio ancora del giocatore del Pieve 010. Rientra Zaccaro, numero 17, rapidi cambi, casa zona 5. Gariboldi recupera la pallina, non gestita bene dalla zona 5, arriva però Orsi che non riesce a superare un attento Iacovone. Ne ha parate tante Iacovone, il portiere della Roller Matera. E c'è il gol di Pablo Massimo Grassi sull'assist di Boggiani, anzi di Orsi, al 5:48, settimo gol per la zona 1. Vediamo qui il replay, il contrattacco della zona 1, l'assist perfetto per Grassi che devia in rete, settimo gol. Però Gariboldi, disturbato da 18 Andrea Niola Melone, riparte la formazione di zona 5 con Zaccaro che cercava il passaggio di Francesco 40, giocatore anche lui dell'Under 15. Gariboldi diagonale, impatta su Malandrino. Andrea Niola Melone recupera la sfera, c'è libero Miranda, non lo vede, arriva a 40 in tap-in, ma il portiere Mascherpa prima battuta riesce a parare. Orsi si fa tutto il campo, viene atterrato in area, non c'è fallo. I falli sono 7 per la zona 1, 3 per la zona 5. 40, tiro parato dal portiere lodigiano. Ci prova Orsi, nulla da fare. Recupera prima però il numero 16-40, tiro che però non trova lo specchio della porta. No, ci prova il numero 8, non riesce a impattare il giocatore Giuseppe Olivieri, vice capitano. Orsi
interviene però 40 che fa ripartire i suoi in contrattacco tutto da solo 40. C'era in appoggio il numero 17 Alessandro Zaccaro. Il numero 3 Gariboldi in azione personale non riesce a superare Iacovone, sarà ormai per scollinare il 10° minuto del secondo tempo. Intanto 7-2 dopo il 6-2 del primo tempo, 1-0 il parziale della ripresa. Gol ora di Boggiani al 7-33, anche lui cercava il gol e anche lui l'ha trovato esattamente al l'8-33. Vediamo qui il gesto tecnico di Boggiani, gli assegno 6 giocatori su 8 per la zona 1, 2 gol per Alessio Civa, 2 gol per Giuseppe Olivieri, 1 gol per Orsi, Grassi, Monticelli e Boggiani. Time out richiesto dalla panca della zona Piemonte Lombardia. In pista ora Olivieri, Martelli, Monticelli e San Giovanni, anzi no, il numero 9 è Alessio Pirali, Civa. Dall'altra parte Gnola Melone 40, Zaccaro e Miranda. Allora Olivieri per Martelli, il gol di Davide Martelli, il vercellese, al 9-10 con la sfortunata deviazione del portiere, segna il 9-2. Qui il replay, il tiro centrale, poi la pallina che si infila nei gambali di Iacovone. Ora ancora la zona 1 con Martelli, anche lui 2007, una formazione del 2008, ne ha 3, Boggiani, Gariboldi e Mascherpa, mentre nel 17 zona 5 ci sono contrario 2 3 2007, ci sono 4 2008, 2 2009 e un 2010. Sarà giovane nella zona 5 ovviamente. Monticelli per Olivieri, tiro, quella che rimane lì, Boggiani, no, quello Olivieri in 4 in 10 cm. L'arbitro proprio non vede il gol, secondo lui non è gol, non l'ha visto. Fase confusa del match, è stato acquisito per la zona 1. Noi siamo a 9 minuti dalla fine di questa partita, l'ultima dell'Under 17. Civa per Monticelli, tiro di Monticelli, para Iacovone, parte la numero 7, però viene fermato dall'intervento di Monticelli.
blocco irregolare della zona 1. Bravo fallo. Riparte la formazione in zona 5 con De Bari, seguito da Miranda, ancora De Bari, il barese non riesce a uscire. La morsa della difesa, ci esce invece Miranda, poi che rimane lì, pericolosa, ma Mascherpa riesce a rilanciare il contrattacco della zona 1 con Civa per Iacovone. Arriva anche, sono 8 minuti alla fine. Sembra veloce tra Civa e Martelli, non arriva il tiro del piemontese. Riparte la zona 5, Matteo Vicinanza, giocatore dell'Under 15. Civa. Arriva anche Olivieri. Cambio veloce della zona 5, invece di uscire il numero 9 Pirani, ora ci riesce il capitano della zona 1, intercetta Miranda, arriva De Bari, prima che rimane lì, fischia l'arbitro per un tipo di pattino. De Bari sulla destra, ancora a forza il numero 5 e il numero 7 Giovinazzo, dopo la seconda partita giocata in breve tempo. La formazione della zona 1 si è finita alla fine, di 9-2 a favore della zona 1. Si lotta sulla balla giusta, la meglio il lodigiano Monticelli per Pirali Civa, che non riesce a impattare la pallina in alzata e schiacciata. Ancora il numero 5 per Alessio Pirali Civa, leva il vantaggio il direttore di gara Galoppi di Follonica. Zona 1 che manovra la pallina, il tiro del numero 5 Monticelli, la parata di Iacovone. Un solo time out nella ripresa, richiesto anche dalla panca della zona 1. Time out per la zona 5 al 13:32 del secondo tempo, sul risultato di 9-2. Si riprende poi il time out richiesto dalla zona 5, sto facendo delle valutazioni per quanto riguarda i gol della partita. Manca solo realizzazione di Gariboldi, per ora segno 7 giocatori su 8 esterni. Ovviamente ultimi 6 minuti
di gioco. Ricordiamo la partita tra Under 13 decisiva per l'assegnazione del trofeo Under 13, dopo che l'Under 15-17 è stata già vinta dalla zona 4, mentre a seguire alle ore 5 la premiazione con tutte le rappresentative che verranno premiate, dove ci prova il numero 9 Civa in mezzo a due giocatori della zona 5, i rossoneri. Molta vicinanza, ha intercettato il suo tiro da Martelli, poi Monticelli che organizza la ripartenza. Ora Martelli per il numero 9. Ora la formazione, anzi la zona 5 che prova a ripartire con Olivieri, poi serve velocissimo il passaggio ad Alessio Civa. Siamo al 14-13. Ci prova ancora Civa, di forza non ce la fa. Ora Olivieri lotta in pari con vicinanza, ancora Olivieri, mezzo a 3, grande gioco di stecca di Olivieri, tiro para Iacovone con il gambale sinistro. Malandrino cercava il passaggio a Gnola Melone, uno dei più esperti. Gnola Melone in classe 2007, 16 anni, insieme al Malandrino che ha 2008, per il 2008 sono 14 anni, il possente giocatore dell'Empoli. Monticelli, ultimi 4 minuti del match, messo in ghiaccio nel primo tempo dopo il 7-2, anzi 6-2 del primo tempo. Monticelli recupera la sfera, non riesce a trovare il suo compagno Olivieri. Olivieri, ancora Iacovone dice di no. Martelli, il piemontese in mezzo all'area, non c'è il fallo. Parte la zona 5 con Malandrino, ma non va il suo tiro, palo di Monticelli. Monticelli per il numero 9 Civa, doppietta per lui in questa giornata domenicale, insieme ai 2 gol di Olivieri. Entrato Gabriele Miranda, ferma il gioco l'arbitro Galoppi. Time out richiesto dalla zona 5, siamo al 11, anzi al 16:45, 16:15 scusate. Fare di squadra 8 per zona 5, 6 per zona 1. Scusate, 8 per zona 5, 6 per zona 1. Al 16:15. Ultimi 3 minuti. Ultimi secondi del match. La classifica quindi terminerebbe in questa maniera per l'Under 17, con i 6 punti della zona 1, i 9 della zona 4 che vincerebbe, anzi ha già vinto il girone, e poi la zona 3 terzo posto con 3 punti, 0 punti per la zona 5.
esce Civa ed entra Grassi. Ultimi 3 giri di orologio. So cosa sta succedendo in pista, non riesco francamente a capire. C'è un giocatore espulso, però non ho capito il motivo dell'espulsione del giocatore. Si spiega l'arbitro con l'entourage di zona 1. È stato espulso Alessio Civa, sappiamo sinceramente il motivo, però superiorità per la zona 5 questi ultimi secondi per delle proteste. Non ho mai capito come mai non c'è che un tiro diretto. Olivieri per Martelli in inferiorità numerica, zona 1 rischia il gol, il 10º. Ora Monticelli traversa per il fantasista lodigiano, che ha segnato anche nelle finali under 19, anche grazie a lui il quarto posto a Valdagno al Palarido. E c'è il gol di Olivieri al 16:59 in inferiorità numerica. Vediamo il replay del gol di Beppe Olivieri sotto i gambari di Iacovona, il 10º gol. Notiamo anche questo gol, è il terzo gol per Olivieri, miglior marcatore della formazione zona 1 con 4 reti nel torneo, 3 per Orsi, 3 per Civa. Poi c'è sempre la superiorità numerica per la zona 5, non ci arriva il gol Zaccaro servito dal Gnola Melone. Cade Martelli, non c'è fallo, riparte Barile, è entrato negli ultimi minuti. Miranda si gira, però Monticelli ancora modo per Martelli, traversa per la zona 1 al 17° minuto, siamo ormai al 18°. Miranda, poi Barile, Miranda, si prova da solo Monticelli, il bastone lo blocca Iacovone. Ultimi 100 secondi di questa ultima partita della categoria under 17 e poi spazio l'under 13 con 0-4 zona 1 a chiudere il programma di queste 18 partite del trofeo Promote HP, seconda edizione dopo l'edizione di Correggio 2022. Ancora Monticelli che non riesce a superare Iacovone, ancora manovra il capitano Civa, è diventato dopo la penalità. Monticelli contro Zaccaro, meno 17, ancora Monticelli recupera la pallina, in centro c'è Martelli, lotta Miranda, Monticelli serve Olivieri che è d'altra parte della pista. Ultimi 50 secondi del match, ancora Martelli in mezzo a 3, impatta su Miranda, non c'è fallo, sì, c'è un ingaggio a 2. 44 secondi alla fine del match. Quasi alla fine questa partita, dopo il 6-2 del primo tempo, il 10-2, 4-0 il parziale nella ripresa. Ultimi 20 secondi.
Miroci, Alessio Civa, ancora Martelli. Iacovone indomabile, portiere dell'Under 17 zona C, che finisce qui questa partita 10 zona 1 contro 2 della zona 5, a segno 3 volte Olivieri, 2 volte Alessio Civa, 1 per Orsi, Grassi, Monticelli, Martelli e Boggiani, 7 giocatori a segno su 8, mentre per la zona 5 i primi 2 gol del torneo sono segnati da Gabriele Miranda e Matteo Vicinanza. Stefano Zamperin, Leonina Rumualdi della regia e Caldolini vi salutano, vi danno appuntamento alla partita tra 20 minuti tra zona 4 e zona 1, sempre in diretta su YouTube Fisrock e Pista.